Presidente, lo spazio dove ci troviamo è uno spazio nuovo di Latte del Soligo che verrà messo a disposizione della comunità. Ci spieghi per cosa servirà? Siamo partiti per sistemare quelle che erano le vecchie aree della latteria. Qui si sta parlando che siamo nei primi del Novecento, se non anche a fine del 1800 come spazi. E ormai la cosa era in decadenza, stava crollando. Qui abbiamo il fiume Soligo alla mia destra e allora abbiamo cominciato a dire facciamo degli interventi e di sistemare. Poi durante il percorso ci siamo anche chiesti a che uso li stiamo facendo, perché come latteria, no, dall'altra parte spazi ce ne sono molti. E qui l'idea è quella di mettere a disposizione quest'area per una onlus, per quello che poi magari ci sarà il bisogno del territorio, no? Perché credo che sostanzialmente, no, sia per giovani o per meno giovani, no, dei bisogni di spazi ci sono. Noi continueremo a sistemare altre aree di questo borgo, perché questo è un borgo, è anche un bel borgo, di sistemare queste aree. Se poi un giorno vorranno anche usufruire dei 15.000 metri che abbiamo di dietro di quest'area, no? Per fare magari prove di agricoltura o quant'altro, c'è anche quello spazio. In teoria stiamo investendo per la comunità e per un futuro anche di chi è meno fortunato di noi. Oggi è presentazione di questi due importanti brevetti per evitare di usare la solforosa all'interno del prosecco. Qual è il primo? Ci può spiegare il primo? Allora, uno è il vinificatore Botten, che è stato concepito per vinificare in modo controllato i mosti senza la solforosa, ma sfruttando le proprietà selettive dell'alcol, perché noi dobbiamo inibire i fermenti indigeni che operano negativamente sulla vinificazione, e allora si usa normalmente la solforosa, ma l'alcol ha le stesse proprietà della solforosa. Però la solforosa può essere aggiunta al mosto prima della vinificazione nel mosto. L'alcol non può essere aggiunto per motivi legali, ma soprattutto tecnologici, perché se io aggiungo un 7-8 gradi di alcol al mosto, il mosto non riusciamo a completare la vinificazione. Bene, il metodo il vinificatore Botten ci permette di selezionare e controllare la microflora indigena sfruttando le proprietà antisettiche selettive dell'alcol anziché quelle della solforosa, che sono uguali. Ecco, quindi è un procedimento particolare dove su un vinificatore che viene mantenuto costantemente a 7 gradi alcolici viene introdotto il mosto da un processore in modo calcolato, per cui il tasso alcolico all'interno resta sempre costante nonostante ci sia la fermentazione, perché introduco del mosto fresco senza alcol e esce in un flusso continuo del mosto parzialmente vinificato con le stesse caratteristiche del mosto all'interno del vinificatore, vale a dire con la temperatura che abbiamo scelto, 20 gradi, e il tasso alcolico che ho scelto, 7 gradi di alcol. Quindi il mosto che entra si trova sempre l'alcol che seleziona la microflora indigena e la controlla. I prosecchi con le tecniche che si usano negli ultimi 15-20 anni sono tutti buoni, tutti uguali, perché si solfita il mosto e quindi si inibisce un po' la microflora indigena e poi si fanno aggiunte di fermenti industriali, che sono diversi tipi, ma poi di utilizzati sono sempre i soliti 10. Ma al di là di questo, se io utilizzo lo stesso fermento per vinificare un prosecco DOC delle Grave e utilizzo lo stesso fermento per vinificare un mosto per fare il prosecco DOC di Valdobbiadene e poi utilizzo lo stesso fermento per fermentare il mosto per fare il Cartizze, è chiaro che le differenze che c'erano una volta non ci sono più. Abbiamo l'omologazione, abbiamo tutti i prosecchi buoni ma tutti uguali, che è un problema alla base della valorizzazione del prosecco, perché il prosecco, essendo tutti buoni ma tutti uguali, è difficile fare una politica di marca e di fatto il prosecco
non ha dei marchi forti, non c'è il Berlucchi del Prosecco, non esiste il Dom Pérignon del Prosecco. Abbiamo marchi deboli che vivono con abbinati con la DOC, quindi anche se non piace nominare i nomi, dico, non esiste Mionetto, ma esiste il Prosecco Mionetto, non esiste Ruggeri, ma il Prosecco Ruggeri. Viceversa, non si dice Champagne Dom Pérignon, si dice Dom Pérignon, basta, vive senza la DOC. Esiste Berlucchi, non si dice Franciacorta Berlucchi, viceversa noi dobbiamo dire Prosecco Bisol, Prosecco e i vari marchi, perché sono marchi deboli. I marchi deboli non ci permettono di lucrare sul mercato di premium price che viceversa hanno i marchi forti. E per fare un marchio forte ci vuole prodotti diversi, la differenziazione, non l'omologazione tutti quanti uguali, perché non si può a questo punto fare. Ecco, il problema del Prosecco è qui, che c'è stata un'omologazione, tutti buoni, tutti uguali, viceversa noi abbiamo bisogno di prosecchi diversi, come una volta. E il metodo Bottin, voglio dire, esclude la solforosa ed esclude i fermenti industriali per fare di vini senza solforosa e con delle caratteristiche, con una personalità, distintività che permette poi di lucrare sul mercato, distinguersi dagli altri e lucrare un premio price.